All'incirca 1000 anni fa, un piccolo insediamento abitato si è sviluppato alle spalle di queste verdi campagne ed è divenuta una delle tante belle città del nostro paese. Udine, poco meno di 100.000 abitanti, è riconosciuta universalmente come capitale del Friuli. Un territorio vario e complesso che condivide con la Venezia Giulia l'estremo nord-est del nostro paese. Con essa tratteggia una regione ricca di tradizioni, di storia, di culture, ma soprattutto di linguaggi diversi, che trovano ai confini con la Slovenia, l'Austria e il Veneto radici assai profonde. La lingua più diffusa è ovviamente il friulano, una lingua originale che appartiene al più grande e più noto ceppo ladino, di derivazione latina con influenze celtiche, slave e germaniche, tra cui quelle longobarde. A Udine si avverte nitidamente la sovrapposizione di due linguaggi particolari oltre all'italiano: il friulano, parlato in origine dai ceti popolari provenienti dalla campagna. A me mi piace la torpa Udine con qualche amico parziale, sempre di nuovo di scoviarsi. E il dialetto udinese. Non sta a venire fuori con le solite monade, Che adesso non ho voglia di cucinare. Andiamo a bere un caffè intanto, va là? Nel tempo la spazialità urbana di Udine ha inghiottito con severità la matrice contadina delle sue periferie. Qui nelle baldasserie, la zona sud della città, restano solo poche testimonianze della civiltà contadina di un tempo. Questo è un territorio in cui soltanto pochi decenni fa erano presenti numerosi casali, stalle e molte attività legate all'agricoltura. Dal lunghissimo viale Palmanova si accede al centro attraverso il ponte sulla ferrovia, dal quale si osserva l'antica porta Aquileia, che segnava il confine della quinta cerchia di mura della città. Risale infatti alla metà del 1400. La città si raggiunge con piacere e ci si abbandona volentieri alle sue atmosfere eleganti e al suo passato, intriso dagli inevitabili cambiamenti che ogni generazione, soprattutto nell'ultimo secolo, ha impresso nella filigrana dei suoi contorni e nei colori della sua anima. Smarrirsi in questa piccola foresta di edifici è un esercizio che stimola il desiderio di farsi abbracciare dalla curiosità. Guten Morgen. Buongiorno. Guten Morgen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich nach Udine komme. Es war bisher immer aus geschäftlichen Gründen und deswegen heute... Mi perdoni, ma non capisco la sua lingua. Che cosa posso fare per lei? Sono dell'Austria e così volevo vedere questa città bellissima. Ho guardato la guida con monumenti, ma lei cosa pensa è più bello da vedere qui? Ma Udine è una città piuttosto piccolina, una città che si presta ad essere girata a piedi e quindi partendo da qui credo che si possano raggiungere tutti gli elementi storici della città, che ha molte cose da scoprire. Le piacerà senz'altro. Ah, bello, bello. L'arte e la fede religiosa si esprimono tra queste strade in un prezioso patrimonio conservato in oltre 30 chiese di varie epoche. Tra le tante, la cinquecentesca chiesa che si affaccia su via Aquileia è disegnata dall'Armonia. Entrando nella chiesa del Carmine si rimane colpiti dal soffitto. Il soffitto è affrescato con una bellissima prospettiva aerea, per cui la chiesa riceve aria, riceve respiro. Senza quell'accorgimento ottico sarebbe piuttosto bassa e opprimente forse, ma la cosa certamente preziosa all'interno della chiesa del Carmine è l'arca che contiene il corpo del beato Odorico da Pordenone, un missionario francescano che ha svolto la sua missione in Cina. Nonostante la nevrastenia delle costruzioni più recenti, la città esibisce il calore di molti secolari edifici che raccontano interessanti commistioni architettoniche tra le quinte leggere delle sue piazze e gli originali accenti cromatici di molti palazzi e luoghi di culto. L'estetica del passato deve fare spesso i conti con l'introduzione di caratteri moderni. In alcune vie del centro, questo matrimonio sperimentale ha seguito i suggerimenti del buon gusto in un crescendo di interessanti prospettive e di scorci essenziali.
tra la ragnatela di vicoli nella pancia della città, si erge il gigantesco e monumentale Palazzo d'Aronco, sede dell'odierno municipio inaugurato negli anni 30. È un classico esempio di stile Liberty. Si riconosce nei decori, negli impressionanti mascheroni e nelle sculture che richiamano i temi del lavoro e dei mestieri. Nella parte più alta svetta la campana dell'Arengo, che un tempo annunciava le sedute del Consiglio Comunale. Sull'angolo sinistro del palazzo è ben visibile il curioso volto di un uomo bendato e con le orecchie d'asino. È stato voluto dal progettista per vendicarsi delle offese di un barbiere del luogo che non lesinava critiche inopportune durante la costruzione dell'edificio. Casa Cavazzini è sede del nuovo Museo d'Arte Moderna. Ospita un'importante raccolta di dipinti e sculture del Novecento e si propone come punto di riferimento per le esposizioni contemporanee. Uno dei numerosi locali storici udinesi è il Caffè Contarena. È incastonato tra le mura del municipio in un'esultanza di pitture dorate e di stucchi floreali tipici della Belle Époque, che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento si è affermata nelle maggiori capitali europee. Alle spalle del municipio si apre verso nord la più importante zona pedonale, Mercato Vecchio, le cui origini risalgono all'epoca medievale. Era un fiorente mercato che ha mantenuto nei secoli la sua originale fisionomia, parte della quale si può leggere nelle diverse facciate degli immobili. Ha ospitato non solo feste popolari, ma anche cortei, il palio e perfino una zecca patriarcale. Nella parte mediana di Mercato Vecchio, il raffinato palazzo del Monte di Pietà nasconde sotto i portici una meravigliosa cappella che incanta per la ricchezza degli affreschi del Quaglio e per i tratti armoniosi della pietà marmorea di Enrico Meinrich. Piazza San Giacomo è stata per secoli il primo vero mercato ufficiale di Udine. Fino al 1400 fu anche teatro di esecuzioni capitali e duelli all'ultimo sangue per sanare le offese tra le famiglie della città. La piazza ha ospitato anche un infinito numero di altri spettacoli meno cruenti, sotto lo sguardo vigile della statua della Madonna, issata su una colonna di pietra nel 1400. La bella fontana disegnata da Giovanni da Udine fonde le sue linee morbide con la chiesa di San Giacomo del 1300, sulla cui facciata trova posto il primo orologio pubblico della città, risalente ai primi anni del 1500. La chiesa di San Giacomo è una chiesa amatissima dagli udinesi, ha una bella facciata fatta dall'artista lombardo Bernardino da Morcote. E questa facciata bella, riosa, mossa, luminosa, ben si attaglia alla vivacità della piazza, che oggi rappresenta un po' il salottino buono di Udine, ma un tempo era il luogo delle bancarelle delle verduraie. Piazza San Giacomo è ricordata appunto come Piazza delle Erbe. L'interno della chiesa invece è molto più oscuro, più carico, direi quasi controriformista. È un interno doppio, ci sono due chiese e questa atmosfera umbratile incoraggia, invita alla preghiera e alla contemplazione. Tra i profumi dei numerosi caffè si spalanca una stupenda piazza che nel Medioevo era un punto di riferimento per i commercianti di vino. Oggi è Piazza della Libertà, ma è stata anche Piazza Contarena e Piazza Vittorio, in onore del re Vittorio Emanuele III, la cui statua equestre è stata collocata dopo l'ultimo conflitto mondiale nei Giardini Ricasoli. Numerosi storici dell'arte definiscono questa straordinaria piazza monumentale come la più bella di impronta veneziana in terraferma. È veramente difficile, infatti, trovare in Italia un palcoscenico così equilibrato e così ricco di quinte spettacolari. L'elegante colonnato della loggia di San Giovanni nasconde discretamente l'ingresso dell'omonima cappella, che nel 1921 è stata riprogettata da Raimondo d'Aronco e dedicata ai friulani caduti in guerra.
A fianco del tempietto, la torre dell'orologio, edificata nel 1500, tratteggia lo stile della Serenissima, sulla quale le ore vengono scandite sulla campana dai 2 originali mori di rame. Sul terrapieno della piazza svettano all'apice di 2 colonne il leone di San Marco e la statua della giustizia del 1600. Sotto di essa la scultura della pace ricorda il famoso trattato di Campoformido. Le statue seminude di Ercole e Caco, soprannominate amichevolmente dagli udinesi Floreani e Venturin, sono giunte in piazza all'inizio del 1700 dal Palazzo dei Nobili della Torre, distrutto dai veneziani in quella che oggi è piazza 20 settembre. La scenografia della piazza è chiusa a sud dalla fontana rinascimentale disegnata, secondo alcuni studiosi, da Giovanni da Udine nel 1542. Uno dei palazzi più antichi e prestigiosi di Udine, edificato nel 1400 per ospitare il Consiglio Comunale cittadino, è la Loggia del Lionello, le cui facciate mostrano una maestosa sovrapposizione di marmi colorati e di elementi stilistici della Serenissima. I molti restauri della storia hanno modificato fino a metà Ottocento diversi elementi originali. L'edificio è stato tuttavia arricchito da numerose statue e decori artistici e dall'affascinante porta d'ingresso in Sala Iace, opera del Palladio. Udine contemporanea si fa particolarmente suggestiva al tramonto, quando si spengono le luci del sole e si accendono quelle colorate degli spazi stretti e affollati che illuminano non solo le linee dei monumenti, ma anche la vitalità irresistibile dei tanti ritrovi e dei vecchi caffè del centro. Il castello di Udine è il cuore storico della città. Esso sorge su un colle di origine morenica che però è stato oggetto di una leggenda che vede Attila quale protagonista e fu abitato fin dalla preistoria. Alcuni ritrovamenti hanno indicato che esso era abitato prima ancora di essere un luogo fortificato. Risale al 1500. Ma la fondazione è molto più antica, risale in realtà all'883, quando il patriarca Rodoaldo fu investito dall'imperatore Ottone II anche del castello di Udine, che naturalmente possiamo riconoscere come il primo nucleo storico della città. Successivamente, dopo il 1420 e la conquista veneta, il castello divenne la sede ufficiale del luogotenente, la massima autorità di Venezia sul territorio. Al comprensorio monumentale si accede da Piazza Libertà, un tempo Piazza Contarena, attraverso l'Arco Bollani, costruito su disegno di Andrea Palladio. La scala giustiniana permette di salire direttamente alla facciata principale dell'edificio, quella rivolta a sud-est. A fianco dell'edificio si pone poi la Casa della Confraternita, ma soprattutto la splendida chiesa di Santa Maria di Castello, la più antica di Udine. Al suo interno sono visibili degli affreschi duecenteschi di grandissimo pregio. Al di sopra del grande campanile svetta l'Angelo Segnavento, che dopo un recente restauro di qualche anno fa ha ritrovato la sua veste aurea. Dal 1906 il castello è sede dei Civici Musei di Udine e qui sono esposte tutte le maggiori collezioni, dalla Galleria d'Arte Antica al Museo della Fotografia al Museo Archeologico. L'edificio che però noi vediamo è un edificio che non ha nulla a che fare con il maniero medievale. È un edificio che somiglia più a un palazzo di città piuttosto che a un antico castello fortificato e fu realizzato a partire dal 1517 su progetto dell'architetto veneziano Giovanni Fontana. L'uscita sul retro, caratterizzata dalla Porta Cornelia, è oggi messa in ombra dallo scalone monumentale che Giovanni da Udine fece costruire nella seconda metà del 1500. Attraverso questa uscita si accede direttamente al piazzale del castello, dove è possibile godere di un panorama meraviglioso sull'arco alpino. A fianco è possibile vedere la Casa della Contadinanza che fu ricostruita sul colle del castello nel 1931.
Dell'antico nucleo medievale purtroppo oggi non rimane quasi nulla, a parte la chiesa di Santa Maria che si estende ai lati dell'edificio e il porticato fatto costruire nel 1487 dal luogotenente Tommaso Lippomano. Una serie di modesti tornanti pedonali scendono dal colle del castello fino alla vastissima spianata di Piazza Primo Maggio, giardin grande per gli udinesi. Un'oasi luminosa circondata da case signorili in un contesto di grandi alberi e di spazi prativi che rappresentano la più grande area verde della città. Un paesaggio molto diverso da quello del 1200, che in questa depressione ospitava un singolare lago generato dal frequente straripamento della vicina Roggia di Palma. Oggi la grande piazza udinese è il cuore della tradizionale fiera di Santa Caterina, che da oltre 5 secoli si ammanta di centinaia di bancarelle colorate. Sulla Roggia di Palma, che scorre sul lato est di Piazza Primo Maggio, si prospetta il santuario della Beata Vergine delle Grazie, una delle più importanti e amate chiese di Udine. Viste da sotto, le imponenti e massicce colonne che sorreggono il pronao sembrano rincorrere una vertiginosa via di fuga verso il cielo. L'imponente interno della Basilica delle Grazie è interamente settecentesco, ma con due belle, interessanti incongruenze temporali. La prima di queste incongruenze è l'icona del XIV secolo, bizantina, che rappresenta la Vergine che allatta il bambino Gesù, è la venerata icona appunto della Madonna delle Grazie. Nell'atrio invece troviamo una monumentale installazione del pittore Arrigo Poz che fa memoria del terremoto del Friuli del 1976. La devozione verso quella che gli udinesi chiamano amichevolmente Madonna delle Grazie ha origini antiche, testimoniate anche da qualche leggenda popolare e dalla grande quantità di ex voto conservati nel santuario, dal quale si accede alle intime e serene atmosfere di raccoglimento che aleggiano nel bellissimo e affrescato chiostro cinquecentesco del convento dei Padri Serviti. Lo sguardo incontra di tanto in tanto gli indizi di remote tracce che sono ancora visibili sui balconi, sui portali o lungo i muri scavati dal tempo. Epigrafi smunte, tracce di ornamenti di pietra e le immagini sacre sulle facciate delle chiese sono i dettagli che in alcuni angoli della città si rispecchiano nelle acque nervose delle sue rogge, scavate a mano da oltre 10 secoli. Acque che hanno segnato la storia di Udine e che oggi accarezzano istanti di tranquillità tra i 1000 frenetici rumori del traffico urbano. Sono corridoi liquidi e trasportano sogni e pensieri che arrivano da lontano, ingoiati dalla corrente che si inabissa sotto i labirinti di strade e case. Si conservano talvolta interessanti testimonianze del passato, come l'antico mulino Coiutti a Godia, ancora funzionante sulla Roggia di Udine, che risale al 1400. Arturo Malignani, uno dei cittadini illustri, a fine Ottocento brevetta il metodo per produrre il vuoto nel bulbo della lampadina elettrica. Grazie a questa intuizione, Udine diventa una tra le prime città al mondo ad essere illuminata da questa rivoluzionaria tecnologia, i cui diritti saranno successivamente ceduti all'americano Thomas Edison. Dalla locanda ai frati, ancora attiva dopo 5 secoli di lavoro, il dirimpettaio palazzo Antonini Maseri, disegnato da Andrea Palladio, risplende per la sua eleganza nonostante le linee massicce della facciata. Sull'antistante piazzetta si affaccia anche il palazzo Antonini Cernazai, che mostra, sui rivestimenti basali di pietra, un originale e dissonante gioco geometrico di luci e di ombre.
È abbastanza facile comprendere la città e la sua storia ed entrare nel cuore stesso delle vicende che hanno animato queste strade negli ultimi secoli. La vita tipica delle botteghe e delle locande, tra gli aromi del pane, del caffè e della cucina, in questi ultimi anni è lentamente evaporata in una dimensione che si stempera nei ricordi. Microcosmi metropolitani sempre più retorici, oleografici e decadenti, se paragonati agli stili di vita imposti dalla schiavitù della moda, sempre più globalizzati e sempre di più uguali in ogni parte del mondo. Nel dedalo di viuzze del centro, la pesante mole romanica del Duomo è alleggerita dalle linee gotiche del bellissimo portale di ingresso, che nasconde il carattere barocco della cattedrale e le pregevoli opere in essa contenute. La cattedrale di Udine presenta all'esterno un'imponente struttura romanico-gotica. L'interno invece è tipicamente barocco, con il presbiterio pensato e strutturato come un proscenio teatrale. All'interno della cattedrale troviamo tantissime opere d'arte molto belle, le statue in marmo del Torretti, troviamo anche il tiepolo, un tiepolo forse un po' più convenzionale nelle due pale d'altare dei Santi Patroni e della Trinità, e invece il tiepolo più vivace, più settecentesco vorrei dire, nella Cappella del Santissimo, sono suoi infatti gli angioletti che la decorano. L'interno della cattedrale fonde la ricchezza delle opere d'arte con l'energia della spiritualità che si trasfigura in una sensazione di equilibrio e di contemplazione. Sul lato sud del Duomo, un'armoniosa chiesa settecentesca custodisce un lucente scrigno di affascinanti opere d'arte. Nella Cappella della Purità, attigua alla cattedrale, troviamo nel soffitto il bellissimo affresco dell'Assunta, sempre di Tiepolo. Le acque tranquille della Roggia di Palma scorrono lente in prossimità della duecentesca Porta Manin, o Porta Cividale, che costituiva un importante varco alla città nella terza cerchia muraria. Dalla Roggia la prospettiva accompagna lo sguardo sullo scenografico complesso della settecentesca chiesa di Sant'Antonio Abate, oggi sconsacrata. 4 possenti colonne di marmo d'Istria sorreggono l'enorme timpano sul quale svettano le statue di Sant'Ermacora, Sant'Antonio Abate e San Fortunato, che annunciano un importante museo udinese. Il Museo Diocesano si trova nel primo e secondo piano del Palazzo Arcivescovile, contiene dei tesori molto belli di scultura lignea friulana, sicuramente, provenienti dalle chiese del Friuli, soprattutto dalle chiese della montagna. Il Polittico della Pieve d'Invillino, e notevole la Santa Eufemia proveniente da Segnacco, dalle elegantissime forme gotiche. All'interno del Museo Diocesano c'è anche un itinerario che ci porta nelle gallerie del Tiepolo, in cui un giovane Tiepolo ha affrescato le storie di Giacobbe con dei colori bellissimi, con una prospettiva molto ariosa, con un pizzico di umorismo e anche con un po' di mondana leggerezza. L'ingresso del museo è veramente straordinario, vi si accede attraverso lo scalone monumentale in pietra grigia, il soffitto che si intravede salendo le scale è stato affrescato dal Tiepolo in maniera molto bella, molto scenografica, rappresenta la cacciata degli angeli ribelli. All'interno del museo, nella prima biblioteca della città, che mostra il suo carattere monumentale e spettacolare, sono conservati oltre 11.000 volumi, tra manoscritti, rare edizioni e incunaboli.
Udine è considerata a ragione la città del Tiepolo, ma non può essere sottovalutato il grande patrimonio artistico tra affreschi e dipinti su tela che il pittore lombardo Giulio Quaglio ha realizzato in vari palazzi della città nel 1600. A pochi passi dal centro si prospettano interessanti monumenti moderni, come il Tempio Ossario con la sua gigantesca cupola di rame e il Monumento alla Resistenza. La torre di Porta Villalta del 1400 faceva parte della quinta cerchia delle mura udinesi. Domina l'omonimo e caratteristico quartiere che nel dopoguerra era abitato dalle classi sociali meno abbienti. Oggi è un pezzo di storia cittadina, frammenti di ricordi fatti di malta e mattoni che si smarriscono nei tratti audaci e futuristi dell'acciaio e del cemento.